c'è lo svuotamento nei negozi, ma non è neanche che ne beneficino chissà quanto i centri commerciali, perché anche i centri commerciali ormai sono in crisi. Ma il comune mezzo gaudio, si potrebbe dire. La crisi del commercio è oramai trasversale, non fa differenza alcuna fra piccole e grandi strutture di vendita. Sono numerosi i negozi chiusi a Belluno, il centro è disseminato di vetrine su cui campeggiano cartelli di vendisi o affittasi. Da un lato c'entrano gli alti costi di gestione, dall'altro il cambio della modalità di acquisto che privilegia sempre più l'online. Come invertire questo trend inarrestabile? Ripopolando il centro storico della sua gente. Si è fatto tanto nel passato per portare fuori tantissimi uffici, non sono state fatte gli adeguamenti necessari per una giusta vivibilità per la famiglia nel centro storico, negli appartamenti, e questo può essere anche una conseguenza della mancanza di gente che circola nel centro e che quindi accede ai negozi. Resta indiscutibile il problema degli alti costi di gestione, tra questi in alcuni casi anche quello per gli affitti. Oggi Confedilizia Belluno ha sollecitato Confcommercio a sostenere la modifica dell'attuale legge sull'equo canone ferma al 1978 che consentirebbe una contrattazione più libera. Purtroppo abbiamo una gestione politica centrale che non ha mai fatto e non sta facendo niente per agevolare il commercio in genere. Tra chi chiude però c'è fortunatamente anche chi ha deciso di investire ed è successo in via Loreto. È un'avventura, una sfida che ci siamo imposti io e mio figlio, perché se no lui sarebbe andato all'estero a fare qualche esperienza all'estero. Per quelli della mia età è un po' difficile reinventarsi i lavori e quindi stiamo provando questa nuova avventura. Posso chiederle come sta andando? Bene, bene.